Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi del Napoli questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. La situazione del Torino si è complicata dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, che era una pedina fondamentale dell'attacco della squadra insieme ad Adams. Con questa assenza, il tecnico Vanoli ha già espresso la necessità di rinforzare il settore offensivo con un attaccante d'area che possa garantire gol e presenza in attacco. Secondo la giornalista Elena Rossin di Torino Granata è improbabile che la società cerchi degli svincolati, perché un nuovo giocatore avrebbe bisogno di tempo per adattarsi, entrare in forma e capire lo stile di gioco dell'allenatore. In questo scenario, un nome comincia già a circolare per la finestra di gennaio. L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone. Non è la prima volta che il nome di Simeone viene accostato al Torino e il club di Urbano Cairo potrebbe investire nuovamente su questa idea all'inizio del prossimo anno, soprattutto in considerazione dell'urgenza di trovare un sostituto adeguato per Zapata. Ora, tifosi, vogliamo sentire il vostro parere. Giovanni Simeone sarebbe una buona opzione per il Torino a gennaio? Il Napoli dovrebbe prendere in considerazione un trasferimento del genere o c'è ancora spazio per Simeone nella squadra di Antonio Conte? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro di uno dei nostri attaccanti.